Ciao da Nicoletta, oggi ti parlo di metagenealogia perché è da tempo che ho notato nei coaching sia personali che aziendali come si ripetano ricorsivamente schemi, schemi derivanti dall'albero genealogico. Come ereditiamo a livello fisico il DNA, i caratteri del viso, le peculiarità fisiche dei nostri antenati, di generazione in generazione si tramandano anche gli schemi comportamentali. Ed è una cosa veramente che mi colpisce ogni volta, come fosse una bambina che si stupisce, nel notare come troppo spesso certe emozioni, certi sentimenti, certe dinamiche non siano neppure nostre, ma appartengano alle generazioni passate. Sto vivendo un periodo un po' particolare, è bello perché il computer, il telefono, sentite clic clic, è come se a livello simbolico fosse un sì, è vero. Sto vivendo un periodo particolare e non riuscivo a capire perché avevo un'emozione così forte, così particolare e così strana, perché era un'emozione che non sentivo essere mia. Poi ho verificato una cosa, e questo grazie a una sorta di consapevolezza che negli anni ho acquisito, non solo grazie a me ma grazie appunto al lavoro con le persone, di come mia mamma avesse scoperto alla mia stessa età degli eventi che l'hanno fatta abbastanza, come si può dire, traballare, che l'hanno ferita in modo incredibile, degli avvenimenti legati al tradimento. La stessa persona, molti anni dopo, quindi io ho la stessa età di mia mamma e ho verificato come la stessa persona che tradì mia mamma lo sta facendo con la famiglia ora e io stavo provando delle emozioni troppo forti. Non erano mie, non erano solo mie, difatti lavorandoci ho compreso. Spesso si dice che le generazioni non abbiano consapevolezza di queste ricorsività e ci sono delle generazioni che addirittura non sanno cosa è successo in passato agli avi, ma magicamente in apparenza reiterano certi schemi, reiterano certi comportamenti, si ripetono con ciclicità gli stessi episodi. C'è chi la chiama sindrome d'anniversario ed è così, c'è proprio una sorta di sindrome d'anniversario. Quindi ho creato proprio questo corso per rendere consapevoli le persone e per donare loro delle strategie, delle tecniche per lasciare andare ciò che non serve più, lasciare andare ciò che non è nostro, lasciare andare ciò che non ci appartiene più e permetterci di essere più forti o comunque di alimentare come si può dire, le situazioni, gli eventi, gli avvenimenti, le emozioni che possono essere rafforzative, positive del nostro albero genealogico. Quindi come lasciare andare e imparando la lezione, ciò che ormai è il caso di lasciare andare e ciò che tenere, sempre imparando la lezione, in modo da renderci sempre più forti e sempre più liberi. E questo lo dico perché succede classicamente anche a livello aziendale. Pazzesco come anche a livello aziendale ci sia questa ricorsività. Rifletti, perché spesso molti manager che mi seguono, rifletti quante volte ti trovi a ripetere situazioni che sono quasi degli automatismi di cui non ti rendi conto. E quindi ho creato, tratto liberamente da questo bellissimo libro che si chiama Metagenealogia, la famiglia, un tesoro e un tranello, ho creato un corso proprio su questo. Mi auguro di averti con me e mi auguro che dalla riflessione di oggi ti rimanga questo pensiero, comunque ti crei consapevolezza su questo. Quali sono le emozioni, gli schemi, i comportamenti che forse non mi appartengono, ma che inconsciamente rimetto in scena come se ci fosse una sorta di, come si può dire, fil rouge, una sorta di condizionamento atavico che mi porta inconsapevolmente ad agire e reagire in un certo modo. Questa è la mia domanda, ripeto, a livello personale, aziendale, lavorativo, a 360 gradi. Che ne pensi? Ciao, ciao ciao!